La domanda di oggi, anzi il sospetto di oggi più o meno, non domanda. Perché, secondo voi, la Chiesa ha costruito un osservatorio astronomico in Arizona? Il motivo qual è? Loro credono, non credono agli alieni, quindi perché hanno speso 30 milioni, oltre 30 milioni di euro per costruire niente di meno che un osservatorio astronomico che si chiama, ciao Filippo, Lucifer. Guarda caso, l'osservatorio che si chiama Lucifer. Hanno speso 30 milioni di euro. Allora, questo qua poi, a parte tutto ciò, è un osservatorio, ciao Alessandro, che serve per l'esobiologia, cioè lo studio di vite al di fuori, diciamo, dello spazio, nello spazio, diciamo, nell'universo. Quindi questo serve prettamente a scoprire forme di vita al di fuori del nostro pianeta. Questo è uno, poi ce ne sta un altro in Alaska pure, che è sempre del Vaticano. Quindi in effetti non è un solo, diciamo, problema. Quindi ce ne sono più di tanti. Quindi voglio dire io, al, al Vaticano cosa importa? Loro non credono che alla vita aliena, tutte queste cose qui. Quindi il motivo qual è? Tu credi che Dio ha creato il mondo, ha creato la terra, ha creato... Perché allora ultimamente... Ma qualsiasi cosa sarà game over, qualcosa a che serve? Allora, questo qua è per studiare la vita al di fuori dello spazio. Quello in Arizona invece è stato fatto per gli oggetti non identificati, quindi sono due cose diverse. Questo serve per scoprire la vita al di fuori di questo pianeta. Quello in Alaska invece serve per osservare, diciamo, asteroidi, pianeta X, tutto quello che vuoi tu, diciamo. Quindi sono due, uno studia la vita, l'altro studia le comete che possono arrivare, gli asteroidi. Quindi diciamo che uno è per... Allora, poi ragazzi, la chicca ancora più bella, che l'osservatorio Lucifer, quello in Arizona, tutti quelli che stanno dentro e potete andare anche sul sito, quindi non è che lo dico io o me le invento le cose. Cercato Vaticano l'osservatorio e vedi che lo trovi. Ci sono tutti i gesuiti, sono cioè tutti partendo dal primo all'ultimo, sono tutti gesuiti che gestiscono questo osservatorio chiamato Lucifer. C'è un osservatorio del Vaticano col nome Lucifer, è ridicolo. Vabbè, Lucifer, loro hanno trovato hanno trovato anche il significato per deviare questa cosa, vabbè, ma comunque non fa niente. L'Undead Discovery hanno fatto proprio un tetagramma, diciamo, per aver ragione, però stavano tanti nomi. Però togliamo questo, ma tu con questo qua vuoi studiare la vita al di fuori. Sì, sì, un bel nome per un telescopio, proprio lucifero proprio. Ma a parte questo telescopio serve per la vita al di fuori dell'universo, mentre quello in Alaska, che è sempre del Vaticano, serve per gli oggetti che possono colpire la Terra. Quindi capisci, sono due cose specifiche e diverse. Questo è esobiologia. Ciao Massimo, ciao. Quindi l'esobiologia studia la vita al di fuori, vita diversa dalla nostra, mentre quello in Alaska è prettamente per gli asteroidi. Pianeti in arrivo, può essere Nibiru, pianeta X, come volete chiamarlo voi. Quindi è ridicolo, prima dite che diciamo non esistono gli alieni, poi spendi 30 milioni di euro, che con 30 milioni di euro sai quanta gente hai aiutato tu? Voglia.
Però che ne parliamo a fare? Tanto, però i soldi per queste cose ci sono. A che serve mettere sul telescopio? Tanto tu non ci credi tu. Se non credi lo metti a fare. Che poi esistessero, no? A te che te ne importa? Tu vai per la tua strada convinta che è andata così. Che Gesù è venuto a fare a te che ti importa? Tu prosegui per la tua strada. Perché tutto ad un tratto tu incominci a interessarsi pure degli alieni, dello spazio? Voglio capire quelli in Arizona per gli asteroidi, questo lo voglio pure capire. Però il problema è che questo è proprio stato fatto per l'esobiologia, cioè vita al di fuori di qua. Cioè è esattamente quello. Ci sono solo scienziati, tutti questi qua, gesuiti. L'ordine dei gesuiti, dal primo all'ultimo lì, non ci sta. Da tutto il mondo, ma gesuiti. Cioè non è che trovi un altro ordine di... No, tutti gesuiti. Già questo mi fa paura. Quindi, al finale, cosa vogliamo dire più? Prima dicono che Gesù è venuto qua e ci ha fatto a noi, poi si interessano di osservare gli alieni se ci sono o non ci sono. Poi comprano costruiscono un telescopio di 30 milioni di euro. Potevi sfamare? Sì, ma il problema 30 milioni di euro, ragazzi, è una cifra che è assurda. Lo so che per un telescopio di questa portata non è nulla, però il discorso che io faccio, tu non credi, no, negli alieni, e lo fai a fare. Tanto per perdere tempo, oggi giochiamo un po', mettiamo un telescopio 30 milioni di euro, aiuta i poveri, fa qualche cosa, una buona azione. Aiuta i senza tetto, aiuta i bambini in Africa, che io mi posso dire centinaia di cose. Scusa, tu non credi nella vita al di fuori dell'universo, credi che stiamo solo noi? Ma che sei questo telescopio? Allora qualcosa sotto ci deve stare, sono occupati forse. Forse ci sta qualcosa che non hanno detto in effetti. Non credo che io vada a montare una... che ne so, se sono convinto che qua un fantasma non ci sta. Io non mi vado a comprare un'attrezzatura, un rilevatore, una cosa, perché dico... No, faccio così per sfizio. E là sono 30 milioni di euro, non è che si parla di un ciò. Vabbè, questo sì, a parte... Allora, calcola adesso che 60% come disse l'altra volta. Ma sì, Massimo, questo è il discorso. Aiutate i bisognosi, aiutate i bambini in Africa, aiutate... Ma chi volete voi? Basta qualcosa che aiutate. Io non dico in Africa, bisognosi, senza tetto, chi non può mangiare, gli anziani che non hanno da mangiare, cioè tu li butti per fare un telescopio e non credi agli alieni, che lo fai a fare. È una cosa ridicola, dai. È come se io oggi mi vado a comprare una canna da pesca da 300 euro e io non vado a pescare perché non mi piace. Allora non sto bene. Sì, questa è la cosa, non so coerente. Cioè, allora, ti faccio esempio, no? Se a me, ti faccio un esempio, e non mi piace andare a vedere il calcio, qui sta la Salernitana, la Juve, il Milano, tutte le cose che vuoi, no? Che mi vada a comprare a fare un abbonamento alla Salernitana, ti faccio un esempio, no? Se poi a me non mi piace, lì deve rimanere. Ma poi, loro non credono, io questo non mi faccio capace, cioè, perché farlo? In Arizona, vabbè, gli asteroidi, qualche pianeta, qualche roccia in arrivo, ci può stare. Lì è fatto apposta per gli oggetti non identificati. E a volte la linea Alessandro va, viene, è un casino, non ho capito perché. Comunque ragazzi, lasciatemi un commento sotto. Allora, l'argomento è perché la Chiesa ha costruito un osservatorio astronomico che vuole scoprire vita aliena, esobiologia, se crede negli alieni. Ok, Alessandro, questo è l'argomento, Roberta. L'ha costruito in Arizona? No, a me sta camminando, Massimo. In Arizona
ha costruito diciamo, un osservatorio che studia la vita aliena, esobiologia, cioè vita al di fuori della Terra. No, a me sta accadendo la verità. Vedo 11 e 25 minuti, le persone, boh, forse è la linea. Vabbè ragazzi, voi lasciate un commento sotto al video e il problema, la domanda è perché la Chiesa ha costruito un osservatorio astronomico? No, 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 questa è la cosa di Chiesa. Ciao ragazzi, ciao, lasciate un commento sotto al canale.